piacciono le verdure? Non ti piacciono? È colpa loro. Sì, è colpa delle verdure. Se le verdure sapessero di cioccolata, io le mangerei. È certo che le mangerei. Io le mangerei. Montagne io le mangerei. Se le verdure sapessero di marmellata, io le mangerei, è ovvio che le mangerei, io le mangerei, piatti interi, io le mangerei, ma sanno di non so che cosa, sanno di, a dire il vero non lo so di che cosa sa. Carlotta, Carlotta. Papà? Ma no, sono io. Io sono io. Sono il sindaco. Il sindaco? Sai Carlotta, ho riflettuto sulla tua idea di condannare le verdure. Mi piace, però non si può condannare nessuno così su due piedi. Bisogna fare le cose per bene. E fare le cose per bene in questo caso vuol dire fare un processo. Un processo? E che cos'è un processo? Un processo è quando c'è qualcuno che forse ha fatto qualcosa di male. Ci sono degli avvocati, un giudice che decide chi ha ragione e chi no. Insomma, un gran pasticcio. Ah, mi piace! Cosa? Il pasticcio? Carlotta, tesoro, non scherzare. Un processo è... Sembra divertente! Ma no, non lo è affatto. Tu vuoi condannare le verdure a essere gettate nella spazzatura. Prima di tutto dovrei mandarti 2 aiutanti. 2 aiutanti? Chi? Non hai nessuno sotto mano? No. Allora ci penso io. Ci hai pensato? Tu dici sempre. Nonno! Nonna! Oh, tesoro, tesoro. Devi pur mangiare qualcosa, altrimenti come fai a crescere? Oh, ma io mangio la cioccolata, mangio la marmellata, addirittura mangio la pasta asciutta. Bene, vedo che gli aiutanti te li sei trovati da sola. Allora, diamo inizio al processo. Oh, sì, sì, processo. Facciamo entrare la carota. Sì, mi chiamo Carota, ma non ho mai fatto nulla di male, no, lo giuro. Io sono amica dei bambini. È quello che vedremo. Ma perché mi odiate? Su, Perché? non pianga, non pianga. Ma a dire il vero, sei un tipo un po' molliccio. Ma non è colpa mia, non è colpa mia, io... Qualcuno ha un fazzoletto. E grazie.
confusione. Non mi dirai che ancora non hai le idee chiare sulle verdure? Sì, invece, è proprio così. Sono disperata. Non so proprio cosa fare. Comunque, io credo che quando si è disperati e proprio non si sa cosa fare, la cosa migliore è fare una festa. Oh, sì, sì, una festa!